dove scatta al comando la grigia castellana per Musso Donai e Giovanni Suggia a prendere il comando nei confronti della giubba giallo-blu di Simone Mereu e Fredo Murta, che mantiene la seconda posizione con il terzo assoluto su lei, quarto attardato alla partenza Arenaglio sopra i cavalli che affrontano la discesa che porta sulla retta opposta giallo-blu Castellana al comando, mentre intanto deve essere stato probabilmente disarcionato uno dei due di testa, rimane al comando sempre il grigio con i cavalli che si presentano in retta per il secondo passaggio, dove è rimasto al comando Fredo Murta, infatti è stato disarcionato l'altro Giovanni Soggia, attacca Adriano Palli nei confronti di Fredo Murta che mantiene ancora Palli con Melazzo, prova a rinforzare gli attacchi in battistrada. Fredo Murta con Simone Mereu e Boston, seconda posizione per Compagni e Melazzo che prova il recupero ma non vola, grigio al comando con Simone Mereu che prova l'allungo definitivo, rimane 3-4 lunghezze di vantaggio da parte del battistrada. Fredo Murta che si presenta solitario in retta, Fredo Murta che la porta a casa quasi con certezza. Fredo Murta e Simone Mereu a trionfare in questa edizione, al secondo posto Melazzo, al terzo Zarasola e al quarto la giubba giallo-nera di Montemano con Salvatore Caliente. Quindi, come pronosticato in precedenza, Fredo Murta e Simone Mereu portano a